Il coronavirus ha colpito anche Martín Cáceres, difensore 33enne della Fiorentina. A raccontarlo è proprio l'uruguaiano durante una diretta Instagram con la comica Isela Paula. Ho avuto il coronavirus per 60 giorni nel mio corpo senza saperlo. Ho avuto i primi sintomi intorno all'8 marzo, li sentivo nei polmoni. Mi hanno detto mettiti in quarantena, in 20 giorni ti passa. E invece no, evidentemente si era innamorato. Non se ne andava, ha dichiarato l'ex Juventus. Ora mi sento un uomo nuovo. Ho fatto i 2 tamponi e sono negativo. Sto bene. Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. Piotr Zielinski, pedina intoccabile del centrocampo partenopeo, sarà al Napoli anche la prossima stagione. La trattativa tra il polacco e la società è in fase avanzatissima e sembra manchi solo l'ufficialità della firma. Il dubbio principale riguarda la data di scadenza del nuovo contratto, che scade nel 2021. Lo staff del centrocampista chiede di fissarlo per il 2024. Il Napoli vorrebbe allungarlo al 2025. Per quanto riguarda invece l'ingaggio, Zielinski arriverà a guadagnare 2,5 milioni a stagione e anche per quanto riguarda i bonus non si vedono problemi all'orizzonte. Entro la fine di maggio si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Il percorso Parigi-Milano rischia comunque di essere piuttosto trafficato. Inter e PSG infatti lavorano assiduamente a possibili scambi di mercato oltre al giocatore argentino. La società transalpina intanto è attesa al varco per il riscatto dell'ex capitano nerazzurro. Serve un assegno da 70 milioni di euro. Ma non è così semplice che i francesi si convincano a sborsare quella cifra. Il rischio per l'Inter è che con la Ligue 1 conclusa il prezzo del giocatore venga sempre più svalutato, da potenziale mega cessione a un costo del cartellino dimezzato. L'Inter ci rifletterà bene, deve far quadrare naturalmente i conti prima di ammorbidirsi con il PSG. Il possibile sbarco di Cavani a Milano però non rientra in tutto questo, visto che l'uruguaiano si libererà a parametro zero. Il rilancio di voci di mercato su Miralem Pjanic è continuo. In queste ore il mondo deportivo ha nuovamente stuzzicato la fantasia dei tifosi. La trattativa tra Barcellona e Juventus per portare Miralem Pjanic in maglia blaugrana è più viva che mai. Secondo il giornale sportivo catalano, però, il brasiliano Arthur Melo, inizialmente indicato come contropartita tecnica per i bianconeri, non sarebbe più sul mercato. Così il Barcellona avrebbe proposto alla Juventus il terzino Nelson Semedo, il cui agente è Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo. Per il quotidiano iberico, Pjanic avrebbe già un accordo di massima con il Barcellona, mentre Bentancur diventerebbe il suo erede naturale nella Juventus di Maurizio Sarri. Un ostacolo però per i campioni d'Italia in carica potrebbe essere l'Inter, a cui piace Semedo nell'ambito della trattativa per cedere Lautaro Martinez al Barcellona.